Allora, la Fondazione Villa Emo è nata intorno al 2005 e pur avendo come genitore, tra virgolette, una banca di credito cooperativo, non ha nulla a che fare con le fondazioni bancarie. La Fondazione Villa Emo è una fondazione di natura culturale riconosciuta dal Ministero dei Beni Ambientali e come tale si propone la difesa del territorio e la valorizzazione di Villa Emo in particolare, e non può fare lettera morta e non può tacere di fronte alle proposte che vengono sottoposte dalle amministrazioni pubbliche, in particolare quando riguardano un territorio molto vicino alla zona dove si trova appunto, dove opera la Fondazione Villa Emo. Voi tutti conoscete il territorio, per di più almeno questa è la zona interessata, questa è una vista aerea. Sottolineo quelle zone azzurrognole in basso, sono delle cave riempite d'acqua. Più a nord invece vedete delle cave, qua così, che non sono ancora riempite d'acqua. Vediamo un po' di chiarire che cosa c'è in questo territorio. Questa è la sua posizione con la viabilità, con l'urbanizzazione. Vi faccio notare tre elementi architettonici: Villa Emo, la Marchesa di Villa Pola, più giù Villa Cornera del Paradiso, tre gioielli incastonati in questo territorio martoriato. Perché dico martoriato? Perché la questione relativa alle cave teoricamente non dovrebbe riguardare i territori di Vedelago. Una legge regionale, che ormai è datata, stabiliva che in ogni comune al massimo poteva essere scavato il 3% del territorio. Successivamente si aggiunge un altro 1% laddove il territorio è così fortunato che ha sia le cave di ghiaia sia le cave di argilla. Per la verità a Vedelago c'è stata un'unica cava di argilla la cui coltivazione si perde nella notte dei tempi. Però ci sono le cave di ghiaia, tuttora coltivate. Che cosa provoca questo tipo di attività? Dimenticavo, tra le emergenze, con il blu che avete visto comparire, la postumia romana. Un tratto recuperato dell'antica strada, 148 a.C. come tracciato. Probabilmente sotto l'asfalto, scavando, si trovano ancora gli elementi lapidei che costituivano il selciato. Ma possiamo aggiungere che cosa? In termini di viabilità. In giallo è la viabilità della ghiaia. In massima parte i camion che trasportano la ghiaia si spostano in direzione sud e grosso modo percorrono questa strada. Qui non si vede, ma attraversano il centro di Barcon, che è situato qua, come vedete sulla scritta. Scendono poi, intersecano la postumia in quella opera monumentale che è il sottopasso ottovolante, arrivano in centro a Vedelago, proseguono per Albaredo, Resana e poi direzione Padova. In questo contesto, questa sarebbe la fotografia dell'attuale. In questo contesto cosa arriva? Piove dal cielo la pedemontana, la superstrada pedemontana veneta, quel segno bianco che vedete riprodotto con un po' di approssimazione. Con il punto sulla sinistra, sulla vostra sinistra, è individuato il casello di Caselle di Ativole. È il più vicino rispetto a Barcon, 4,5 km. Ce n'è un altro a 6,5 km ed è a Volpago. Diciamo che sono 11-12 km di distanza tra i due caselli. Fin qui la descrizione del luogo su cui si svolge questa, speriamo, tentativo di tragedia. Solo tentativo. In rosso l'area oggetto della nostra analisi di stasera. È un'area completamente sgombra dall'edificato. Come diceva prima l'onorevole Zanoni, è tra le più vaste in provincia di Treviso, priva di
segni di urbanizzazione, strade, edificate e quant'altro. Su questa area è prevista la realizzazione di un progetto che consiste nella costruzione di una serie di capannoni, consiste nella realizzazione di uno svincolo dalla pedemontana veneta, non previsto dal progetto originario, prevede altresì una viabilità in senso nord-sud che si pone in alternativa a una viabilità già prevista nel piano provinciale che anziché superare il centro di Barcon ad est, come in questo accordo di programma, la previsione era di superare la via della Ghiaia, avrebbe girato a ovest praticamente vicino alla ferrovia, girando da questa parte. Per avere un'idea dell'estensione, questo è il centro di Treviso, questa è l'area interessata. Il centro di Treviso vince. Torniamo alla nostra area. Che cosa è previsto in questo contesto? Già l'onorevole Zannoni vi ha accennato. Integro sinteticamente cosa è previsto. A parte il macello, inteso come proprio ambiente in cui avviene la macellazione vera e propria, della capacità di 200.000 capi di bestiame all'anno, ci sarà anche tutta una serie di reparti per la lavorazione delle carni, per il loro confezionamento, la lavorazione praticamente dei semi lavorati. Ci sarà anche uno stabilimento per la produzione di latte in polvere, un altro settore dove avverrà la trasformazione in mangime probabilmente del mais, delle granaglie, un polo logistico distributivo dove vengono caricati i camion, dove si gestisce tutta la distribuzione. Colomberotto è uno dei primi fornitori delle catene di supermercati, ipermercati. È previsto anche un laboratorio di ricerca, non dico altro. Tutto questo insediamento che sarebbe praticamente quello più prossimo al centro di Barcon. Ecco, tutto questo ovviamente è il centro di Barcon. Tutto questo pesa per 43 ettari e prevede l'insediamento a regime di 300 addetti, l'occupazione di 300 addetti. Si prevede altresì la movimentazione di 230 tonnellate al giorno di peso lavorato, chiamiamolo così. A est abbiamo l'insediamento Rotocart, che sarebbe questo complesso industriale per la lavorazione della carta. Dovrebbe arrivare già la cellulosa e l'impianto, come diceva chi mi ha preceduto, per la produzione di carta igienica, carta da cucina, dai ballo, fazzoletti per il naso, eccetera. Carta leggera, per quanto leggera comunque 430 tonnellate al giorno, ovviamente di cellulosa che arriva e di carta che parte. Siccome la cartiera avrebbe un impatto notevole sul territorio, visto che, tra l'altro, piccolo particolare, lì c'è una linea ferroviaria, questa linea che vedete che la nostra diapositiva, no? È la linea ferroviaria che Padova-Belluno, Feltre-Belluno, arriva alla pedemontana, o ci passa sopra o ci passa sotto. Ci passa sotto. Quota di scorrimento intorno ai 5-6 metri. Visto che c'è la cartiera, che l'impatto sarebbe un po' eccessivo, e visto che la strada di accesso è comunque a quota così bassa, tanto vale che buttiamo giù la cartiera qualche metro ancora. La quota di imposta in alcune tavole è meno 9 metri, in altre in origine era meno 12, prendiamo per buono meno 9 metri. Ma questa soluzione estetica significa escavazione di 2 milioni di metri cubi di ottima ghiaia. Ciò nonostante, la cartiera svetterebbe sul piano campagna di una ventina di metri, ma non è un campanile che di pianta farà 8x8, 5x5,
No, questa qua è lunga qualche decina di metri, cioè è un impatto visivo di una certa violenza. Ma non è tutto. A nord della superstrada, qua, c'è un triangolino di terra dove il progetto prevede il farmer market, nuova tendenza importata di recente dall'America, in cui distribuire le eccellenze produttive della nostra regione. Area dedicata a 12.000 metri quadrati. Io che faccio l'architetto direi rapporti di cooperativa 50%, 60.000 no, solo 15.000, di cui 5.000 per prodotti agricoli e 10.000 per prodotti collaterali. Porca miseria. 15.000 metri quadrati di negozio? Hai voglia di riempirli del radicchio trevigiano, delle carni di colomberotto e del prosecco? Forse ci sta con qualcos'altro. Infatti, riconosco che nonostante l'entusiasmo manifestato in prima battuta dal sindaco di Vedellavo, successivamente su quest'ultimo aspetto, cioè sul farmer market e la destinazione commerciale a nord della Pedemontana, c'è stato un certo scetticismo e pare che sia la prima cosa a cui rinuncerebbero i promotori dell'iniziativa. Sottolineato ancora una volta il pericolo della cava. Qui c'è un confronto con il centro di Vedelago che magari chi conosce di più Vedelago considera meglio. Qui c'è un altro elemento architettonico, paesaggistico a sud di Vedelago che è forse una delle cavi più grandi, la sovrapposizione con il nostro bel progetto. Torniamo alla viabilità, perché il progetto prevede anche, come vi accennavo, una soluzione per bypassare il centro di Barcon, che sarebbe questo, anziché ad ovest come previsto nel piano provinciale, bensì ad est, con questa strada che in parte ripercorre un tracciato di una strada che usano attualmente i cavatori. Ma il punto di crisi è qua, quando si attraversa la Postumia e poi ci si perde, non si capisce cosa succeda dopo. Così come a nord non si riesce a capire bene come verrebbe risolto il problema della viabilità, soprattutto se è in rapporto alla circonvallazione, se si fa o meno a sud di Montebelluna. A dire il vero, questo tipo di problematica è stata sollevata dalla provincia in prima battuta, ma vedremo subito dopo che cosa succede da un punto di vista delle reazioni. Allora, già detto del sindaco di Vedelago, che è entusiasta a più non posso, seguito dalla giunta comunale, con le modalità e i tempi che abbiamo visto per quanto riguarda la trasparenza e disponibilità a far vedere le carte, a mostrare i progetti, anche ai componenti del Consiglio Comunale, diciamo se sono della minoranza. Allora, vabbè, detto questo, diciamo a onor del vero che la provincia di Treviso, ma badate bene, non recentemente, ancora tra la fine del 2010, se non ricordo male, inizio del 2011, la provincia di Treviso, di fronte a questo progetto, comincia a dire primo, non si risolve la viabilità, il problema della viabilità in senso nord-sud viene semplicemente spostato un po' più a nord e spostato un po' più a sud. Non è una soluzione ideale come quella invece rappresentata dal piano provinciale. Poi, il valore della ghiaia che verrebbe scavata è stato stimato in maniera troppo bassa, non ricordo male, se non ricordo male intorno ai 4 euro al metro cubo. Attualmente, seppur in sovrabbondanza di offerta, vale qualcosina, forse molto di più. Così pure non tornano i conti sulla valutazione attuale del terreno. Cioè, se dobbiamo fare i conti in tasca all'imprenditore, quanto vale il terreno oggi così com'è, destinato ad usi agricoli? Quanto varrà dopo se gli enti pubblici avvallano questo progetto? Valore finale 70 euro. Quanto è il valore iniziale? C'è agli atti del primo progetto una perizia giurata in cui si dichiara che non tutto, ma una parte, insomma, una grossa parte di quel terreno vale la bellezza di 31 euro al metro quadrato. Vi dirò una piccola malignità: la perizia non l'ha giurata Saccon,
o un altro professionista. Vabbè, andiamo avanti. Altri contrasti, cioè assoluto contrasto col piano provinciale. Ma quanto vale al metro quadro l'agricolo? La provincia di Treviso in quella sede si limitò a dire non tornano i conti con i 31 euro, ma se mai dovessimo fare una valutazione corretta, la valutazione del terreno agricolo oggi è intorno agli 8 euro al metro quadrato, che potrebbero diventare 12 con riferimento alle procedure di esproprio qualora il soggetto che subisce l'esproprio acconsenta bonariamente a cedere l'area, riceve un premio del 50% in più, per cui il valore dell'area sarebbe 12 euro al metro quadrato. Da 12 a 70 il salto è diverso che tra 31 e 70, di conseguenza il beneficio pubblico cambierebbe, ma lo vedremo in chiusura. Vado un po' veloce. C'è un corridoio ecologico previsto dal piano provinciale, spostamento della fauna selvatica. Bisognerà notificare alla fauna selvatica il fatto che se si approva questo progetto devono passare da un'altra parte. Non so come faranno. Altre reazioni. Comitati spontanei. Nasce Barcon Viva. Riceve l'appoggio del Comitato Civico di Vedelago. Viene coinvolta Banca di Credito Cooperativo Trevigiano, si attiva la Fondazione Villa Emo e inizialmente si comincia a dire, fermi un attimo, cerchiamo di capire di che cosa si tratta, prima di dire sì o no. A tale scopo Fondazione Villa Emo commissiona 2 studi, uno allo studio ProApp Italia, il cui responsabile è Joao Nunes, in portoghese, esperto di piani paesaggistici. L'altro studio di tipo socio-economico viene commissionato alla Tolomeo Studi e Ricerche del professor Feltrini. Non basta. Viene iscritto anche al Presidente della Repubblica a Roma. Dopo 4 giorni la Presidenza della Repubblica risponde. Dopo 15 giorni convocazione al Quirinale. Ho avuto la fortuna di accompagnare il presidente di Fondazione Villa Emo, il dottor Nicola Di Santo, l'architetto Menegotto, responsabile di ProApp Italia. Siamo stati ricevuti dal consigliere del Presidente della Repubblica che immediatamente, visto la missiva ricevuta, ci ha convocati per capire qualcosa di più. Ovviamente ci ha detto che il Quirinale non può intervenire nel processo decisionale, ma metterà in campo tutta la sua forza di persuasione morale e ci ha sollecitati a trovare delle risposte alternative da tutti i punti di vista, e poi vedremo meglio. È inutile dire che contrari a questo progetto si sono manifestati praticamente tutte le associazioni ambientaliste, WWF, Italia Nostra, il FAI, mi scuso con tutti quelli che dimentico in questo momento, ma sottolineo quello che prima vi ha fatto vedere l'onorevole Zanoni, ovvero tutte le associazioni di categoria, e non solo, tutti i sindacati di qualsiasi colore, di qualsiasi riferimento, tutti contrari a questo intervento. E come mai? Lo vedremo tra un attimo. Intanto vedete che cosa succede? Villa Emo è quella alla vostra sinistra. In azzurro sono riportati i terreni che sono stati vincolati dalla soprintendenza in quanto ritenuti indispensabili a salvaguardare la dignità e il valore di Villa Emo. Una villa senza il suo territorio non vale niente perché non esprime più alcunché. Qui abbiamo a che fare con il compendio di Villa Pola. Pensate che i Pola ad un certo momento hanno ripercorso, qualche centinaia di anni dopo, le fortune degli Emo. Hanno comprato talmente tanto terreno nella zona, nel territorio, che per un po' di anni sono riusciti a portare il mercato delle granaglie a Barcon di Vedelago, quello che si svolgeva a Treviso. Poi sono caduti in disgrazia, sono falliti, eccetera. Vabbè. È rimasto solo la Marchessa perché la villa è stata addirittura demolita nel 1860. Grazie all'intervento comunque del Presidente della Repubblica siamo riusciti a sensibilizzare un po' di più la sovrintendenza e attualmente si sta valutando cosa fare di questo tipo di
eventualmente prospettare un vincolo anche in questi territori. Andiamo alla conclusione. Qual è il punto di vista, il risultato degli studi che sono stati condotti? Il beneficio occupazionale, 600 posti di lavoro previsti circa. Ma se togliamo il trasferimento degli occupati attuali nelle stesse attività, nelle stesse aziende dei promotori di questo progetto, se togliamo magari anche gli addetti di attività analoghe costretti a chiudere, discorso analogo a quello delle attività commerciali, probabilmente il saldo è zero. A dire la verità, i sindacati dicono che il saldo sarebbe negativo. Speriamo che sbagliano i sindacati nel caso si costruisse questa cartellata. C'è un aspetto però. Durante la fase di scavo della cartiera, quella che deve essere parzialmente interrata, i 2 milioni di metri cubi viaggiano su camion, 18 metri cubi al camion, senza sovraccarica. 111.000 camion sono 200 al giorno per 2 anni. Tenete conto che ho chiesto degli esperti, i camion viaggiano per 19 ore al giorno e ho conteggiato che il sabato facciano mezza giornata. Un camion ogni 5 minuti. Oltre al traffico attuale, ma anche oltre al traffico dei mezzi d'opera che stanno costruendo la superstrada, lo svincolo, oltre al traffico dei camion che eventualmente stanno costruendo il macello. Auguri. Torniamo alle conclusioni finali. Perché non è conveniente questo progetto? O meglio, perché non è conveniente portare qua questi interventi? Sia ben chiaro, non c'è nessuna preclusione, men che meno in questi periodi, di fronte ai imprenditori che hanno ancora il coraggio di investire soprattutto qui da noi. Ciò che si contesta è solo l'opportunità di andare a piazzare proprio qui questo ben di Dio. C'è un aspetto, il consumo di suolo, anche in termini di redditività occupazionale. Se noi consideriamo 600 addetti su 80-90 ettari, significa che per ogni addetto spendo 1400 metri quadrati. Su 5.000 metri quadrati di terreno, su cui costruisco un capannone di 2.500 metri quadrati coperti, ho 3 persone che lavorano. Non è una grande razionalizzazione dell'uso del suolo questa. Magari sono preferibili attività laddove a parità di superficie costruita ci sono maggiori posti di lavoro. Cosa dire della presenza di zone alternative in provincia? C'è stata anche la proposta proprio da parte dei sindacati dell'area di ex Electrolux già urbanizzata, già vicina alle vie di comunicazione, basta solo la volontà di portarla in quel punto. Perequazione, discorso delicatissimo. La faccio breve. Se il raccordo, lo svincolo, è condizio sine qua non per fare l'opera, cioè è indispensabile a portare la cartiera in macello, non me lo puoi considerare come beneficio pubblico. Quello diventa opera di urbanizzazione a tuo carico. Se poi applichiamo lo stesso parametro che recentemente è stato applicato in comune di Modiano Veneto, a scala molto ridotta, ma come rapporto di beneficio pubblico, bene, i conti dicono 40 milioni di euro da mettere sul tavolo facendosi carico della costruzione dello svincolo. Questi sarebbero i conti. Finisco. L'emungimento delle acque potrebbe compromettere la cartiera questa, no? La cartiera funziona con tanta acqua, anche il macello, ma di più la cartiera. Potrebbe mettere a rischio questo paradiso. Non solo. In generale, l'intervento va a inserirsi in questo contesto. Abbiamo una materia prima che è limitata, è il nostro territorio, fatto di storia, di cultura, di arte, di un paesaggio sedimentazione di secoli. Dobbiamo vendere il nostro territorio in termini turistici. Se non ce la facciamo, chiamiamo qualche francese. In Francia il distretto dei Castelli della Loira pesa per 250.000 posti di lavoro. Non è che le nostre ville facciano proprio schifo rispetto ai Castelli della Loira.
allora forse si riuscirebbe a creare delle alternative anche occupazionali. Certo, costano fatica, tempo. I Castelli della Loira sono arrivati a quel punto, ma dopo anni e anni di programmazione, di ostinata finanziamenti e quant'altro, ma sono diventati molto bravi. Noi possiamo fare altrettanto. Abbiamo una risorsa che non ci può essere rubata né dai cinesi né da nessun altro. Dobbiamo pensare che questa è la nostra fortuna. O la difendiamo oppure a Barcon ci sarà l'ennesima cava. Punto. Tutti i giorni è la storia di una vita brevissima di un cucciolo. È un cucciolo di vacca, quindi noi lo chiamiamo vitello, vitellino, perché chiamarlo cucciolo ci viene in mente forse il libro della giungla, dove il cucciolo era anche il cucciolo d'uomo. Ora noi pensiamo agli animali, distinguiamo gli animali da quello che mangiamo. In realtà stiamo mangiamo, è un parto, non è niente di particolare. Preferisco che vada mentre io parlo, perché probabilmente qualcuno può dare fastidio verso le scene finali e quindi venite distratti dalla mia voce, che non è poi così importante. Qui io volevo mettervi in luce questo. Tutti questi animali di cui ci nutriamo e nessuno ha niente da ridire, in realtà vivono una vita indegna. Cioè, mentre nel passato, cioè bene o male, vivevano qualche cosa che forse meritava di essere vissuto, oggi questi animali vivono una vita indegna, cioè sono chiusi all'interno di strutture, scusatemi, le chiamo indegne, ammassati, trasportati poi per arrivare al macello. E qui qualcuno chiede di costruire un macello. Non è niente di eccezionale, ce ne sono dappertutto, ma i problemi che sono nati durante questo incontro, quali sono stati? Se passano le 8 ore, da dove arrivano questi animali? Probabilmente bisognerà costruire, e quindi è un qualche cosa, un circolo vizioso, degli allevamenti intensivi per alimentare questa industria della morte che viene costruita. Perché se non li posso importare dai paesi più lontani, devo avere degli allevamenti più vicini. E gli allevamenti di animali, allevamenti intensivi, producono un inquinamento che neppure pensiamo. Non vi voglio dare dati perché sono sterili, sono numeri e poi non mi sembra che questa sia la serata adatta. Però volevo, qui è stato parlato di inquinamento, è stato parlato di inquinamento ambientale, questa è una scena che avviene tutti i giorni e questo non è un macello di quelli intensivi, è un macello di medie dimensioni. Se volete spengo, non è un problema, però questa carne qui la mangiamo e all'interno di questo macello, che verrà costruito come degli altri macelli, non ce n'è uno ogni 5 minuti, uno ogni mezz'ora, è una catena, perché il macello è una catena di smontaggio. In termine tecnico, la macellazione vuol dire smontare un animale, come se fosse una macchina da carne. Però l'animale è un essere senziente, non è una macchina. Non mi risulta che sia stato smontato un animale e rimontato, mentre con la 500, con la Panda, con tutte le macchine sono in grado di smontarle e rimontarle. Quindi non possiamo equiparare un animale a una macchina, non è una macchina, è un essere che soffre come noi, ha gli stessi nostri sentimenti e quindi quando il vitello o cucciolo di animale viene allontanato dalla madre, soffre e va a finire sulle nostre tavole. L'inquinamento che produce un macello non è, soprattutto in una zona come questa, che io ho imparato a conoscere e voi conoscete bene, è vero, produce un inquinamento ambientale, produce un inquinamento di materie, di chimico, eccetera, eccetera, ma produce un inquinamento molto più sottile. È quello nostro che dobbiamo
il nostro dolore, la nostra sofferenza, dobbiamo metterle a tacere, perché se qui dovesse arrivare il macello, in realtà ogni giorno sulle strade di questo paese passano dei camion con all'interno degli animali che soffrono perché non sanno neanche dove devono andare, trasportati in maniera indecente perché il profitto non può farli trasportare in maniera diversa. Questa qui forse è la scena più brutta, se volete la guardate, se no ascoltate solo me. E quindi è un inquinamento subdolo, perché dobbiamo chiudere i nostri sentimenti, non dobbiamo più soffrire, perché se dovessimo soffrire ogni volta che passa un camion abbiamo finito la nostra stessa esistenza. Questa catena di smontaggio dovete tenere presente che all'interno questi animali non solo soffrono per il trasporto, ma soffrono perché questa è una catena, cioè entrano in un posto per loro sconosciuto, in fila, e ognuno viene ucciso e quello successivo vede il precedente, quindi motivo ulteriore di sofferenza. Questa non è vita, questa non è la nostra cultura, non è quello che abbiamo dentro. Noi non siamo fatti per far soffrire, in realtà dovremmo essere per vivere felicemente assieme a tutti. Poi dopo, io no, ma chi vuole nutrirsi di questa carne è libero di farlo. Però non deve dimenticare che da dove proviene questo tipo di alimentazione. Quindi all'interno di questo macello l'animale vede il precedente, vede il successivo e quindi ulteriore sofferenza. Ci sono delle regole ferree per la macellazione, ma non vengono rispettate, perché in realtà moltissime carcasse, si chiamano così, di animali vengono trovate con acqua all'interno dei polmoni. Quindi vuol dire che quando sono entrati in questa catena di smontaggio, in realtà erano vivi. E se io parto dal presupposto che sono esseri senzienti e che quindi soffrono, lascio a voi immaginare che cosa è stato e che cosa è per queste povere bestie. Allora, do alcuni dati, cioè volevo evitarli, ma alcune volte sono obbligatori. Allora, per produrre un chilo di carne si consumano circa, dopo qualcuno potrebbe dirmi ma sono 17, sono 19, ma sono dati indicativi. Un chilo di carne costa circa, bisogna nutrirlo, per produrre un chilo di carne occorrono circa 18 kg di vegetali. Vi lascio immaginare i problemi che può dare questo. La deforestazione è uno dei più grossi. Per produrre un chilo di carne occorrono 100.000 litri d'acqua e non sono pochi. Mentre per produrre un chilo di frumento occorrono 900 litri d'acqua, un chilo di mais 1400. Il mais è uno dei prodotti agricoli dove occorre più acqua. 2 kg di carne assolvono a circa un anno, cioè come consumo idrico, necessità totali di una persona, di una famiglia. Quindi pensate in realtà cosa vuol dire produrre carne, cosa vuol dire un macello in questa zona e cosa vuol dire i macelli in generale. Allora io non posso dire a voi tutti o a qualcuno non mangiate carne, non diventate vegetariani o vegani come sono io, perché ognuno nella sua coscienza è libero ed è giusto che sia di fare ciò che ritiene più opportuno. Però quando noi facciamo una scelta non dimentichiamoci mai del nostro vicino. Il nostro vicino è il mondo intero, cioè sono gli animali e sono i vegetali, siamo noi stessi. Quindi mangiate, ovvero fate un consumo consapevole. Se noi dovessimo, noi tutti, per un giorno alla settimana impegnarci a non mangiare carne, e non voglio dire la bistecca perché purtroppo bisogna cominciare a leggere le etichette davanti, dietro, sopra e sotto, perché ci si trova di quelle sorprese micidiali. I prodotti carni e derivati sono mostruosamente presenti in moltissimi prodotti che non pensiamo nemmeno. Leggiamo le etichette e un giorno alla settimana non mangiamo nulla che sia di origine animale. Un giorno alla settimana vuol dire
un settimo e lascia pensare cosa vuol dire in termini di un anno. Vuol dire salvare molti animali ed egoisticamente salvare molte foreste, molta parte delle foreste. È una sciocchezza. Fatto un giorno si può passare a 2, non è un problema. E lascio a voi il seguito. Io posso auspicare che tutti diventiamo vegetariani, ma questa è una mia idea che non voglio trasferire a nessuno perché la mia è una scelta etica. Vi informo solo una cosa, su quel banchetto io rappresento un'associazione animalista, ma in realtà rappresento gli animali, spero, in generale, perché sono degli esseri, ricordate che comunque mangiamo un essere vivente. Dopo, se volete, possiamo filosofeggiare che l'erba soffre, eccetera, eccetera, ma non è questo il caso e direi che non ne vale neanche la pena. Dice la petizione delle associazioni animaliste, non è diversa delle associazioni ambientaliste. L'ambiente e l'animale è una cosa sola. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo e spero che mangiate meno carne, ovvero abbiate un consumo più consapevole. Perché se andiamo avanti di questo passo, voi immaginatevi i paesi che si stanno mettendo sul mercato adesso e vogliono mangiare anche loro come mangiare. Il nostro esempio lo vogliono seguire. Facciamoli vedere un esempio diverso. Noi abbiamo un consumo consapevole, vuol dire che mangiamo meno, roba più buona, soprattutto non sprechiamo. Di tutta la carne prodotta e quindi degli relativi allevamenti, questi poveri animali molto spesso vanno a finire nella spazzatura, ma nel senso vero della parola. Quindi non solo non li rispettiamo, cioè li mangiamo, ma addirittura non li rispettiamo per quello che ci hanno dato. Chiedo scusa se a qualcuno ha dato fastidio il film, però è la vita di tutti i giorni. Buonasera. Grazie a Mauro. Adesso sentiamo, prego Fiorenza Morao, che è consigliere comunale a Vedelago e che devo dire mi ha dato un grandissimo aiuto, ad esempio, per fare quella interrogazione di cui vi raccontavo prima al Presidente della provincia di Murano. Grazie Fiorenza. Buonasera a tutti. Devo dire che Zanoni è stato anche il primo politico che ci ha dato una mano su questa vicenda di Barcon ed è subito venuto a Barcon a vedere dove era il posto, ha fatto dei filmati, ha chiamato le televisioni, ha fatto l'interrogazione, quindi insomma, dopo da lì è partito tutto e molti altri hanno fatto qualcosa e siamo arrivati, spero, ad un punto. Io spero che sempre più persone sappiano e si rendano conto di cosa sta capitando a Vedelago. Non voglio dire troppe cose perché già tante ne ha dette prima l'architetto Bergamin, però vi voglio dire che cosa avete trovato sulla sedia. Allora, già c'era una diapositiva prima che diceva che la Regione Veneto ha inviato una lettera alla nostra giunta di Vedelago e alla giunta provinciale di Murano dicendo: care giunte, sbrigatevi, datemi una risposta, la voglio entro il mese, questo qui di aprile, se no voi non mi date una risposta, dipende da voi, se voi mi date una risposta positiva io apro la procedura e comincio tutte a vedere come va avanti il progetto, se voi invece mi dite di no io chiudo il mio faldone, le mie carte e le rispedisco al mittente. Quindi in base a questo noi ci siamo attivati come comitati, come gruppo consigliare, tutti i comitati che sono stati nominati prima alla fondazione, e abbiamo pensato di far giungere a queste nostre giunte sia di Vedelago che di Treviso almeno una notizia in cui diciamo: guardate che noi non siamo d'accordo, speriamo di essere in tanti. Quindi le due cartoline che trovate lì hanno la stessa identica sono uguali davanti e sono parte di quella diapositiva che avete visto prima, dove si vede il grandissimo insediamento industriale e poi a fianco il piccolissimo paese che minimo ci sta dentro 5 volte. Dietro c'è scritto con la presente: dichiaro il mio dissenso all'insediamento industriale a Barcon. E quindi se qualcuno di voi questa sera, dopo aver ascoltato, è d'accordo con noi che non vuole questo insediamento a Barcon,
gentilmente scrive il suo nome, il suo cognome e il paese, l'indirizzo non serve solo il paese, non so, Casale, Fazzolo, Treviso, quindi eccetera, fa la firma, poi noi saremo fuori della porta con 2 cestini e voi li metterete dentro là se volete, altrimenti le lasciate dove le avete trovate. E questo è lo scopo, cioè è l'azione che stiamo facendo adesso e che continueremo a fare ancora per un po', per tutto il mese. Per quanto riguarda altri problemi, non voglio annoiarvi tanto, vi dico soltanto questo. 2 cose: la trasparenza, che non c'è mai stata, perché oltre ai 10 mesi in cui la delibera è stata tenuta in un cassettino, nonostante io continuassi a chiedere, c'è una delibera che manca, dove è finita? Bene. La Regione, che è stata interpellata da una interrogazione della consigliere Pupatto, ha detto ma a noi ufficialmente non risulta niente, perciò non ci diciamo niente. L'ULSS di 8, quella di Castelfranco, alla quale è andato il progetto proprio della cartiera con tutti i posti di lavoro, che tipi di posti di lavoro, e questo ce l'ha detto l'architetto Sapon, progettista, ha detto no, ufficialmente non ho niente e in ogni caso non ve lo posso dare. Quindi la segretezza continua a seguirci. Devo dire per la verità che invece la provincia è stata l'unica che ci ha sempre dato i documenti, ci ha convocato, è l'unica in questo caso. L'altra cosa che volevo dirvi è questa. Prima l'architetto diceva ma perché propongono questo ambaradan proprio qui a Barcone? È molto semplice, ci sono diversi indizi del perché lo fanno lì, perché lì sotto 70 cm di buona terra ci sono metri e metri e metri, decine e decine di metri di buonissima ghiaia. Quindi in questo stesso territorio, quello grande che avete visto voi, nel 2003 4 cavatori di Vedelago avevano presentato un progetto di una cava che sarebbe durata come lavorazione 43 anni, profonda 32 metri, 22-23 milioni di metri cubi di ghiaia scavata. Il nostro comune, allora c'era un altro sindaco Parisotto, ha detto non se ne parla proprio, la regione ha detto ai cavatori dovete farmi l'impatto ambientale, quindi presentare molte carte, e loro hanno lasciato perdere e quindi anche la regione l'ha bocciata. I cavatori non demordono e hanno fatto un ricorso al TAR, ma quando il TAR ha visto le carte ha detto beh insomma ragazzi potevate svegliarvi prima, quindi quella cava è bocciata. Ma subito dopo è stata presentata una strada che è esattamente la strada che si vedeva prima, la circonvallazione est, è stata presentata una strada che era quella che metteva in comunicazione le cave a nord con una cava al sud che qui non si vede, che c'è proprio sulla postumia romana, no è più sopra, comunque non importa. Anche quella strada che sarebbe stata veramente propedeutica ad aprire nuove cave è stata bocciata, è caduta addirittura, c'è stata una ricomposizione, un impasto di giunta all'epoca, sempre con questo sindaco Poggiotto. Ancora Colomberotto ha presentato nel 2009 ha presentato un progetto di trasformazione da agricolo a industriale con un'altra legge, cioè non questa con la quale è presentato adesso. Poi anche quella avrà pensato che forse non era quella giusta, allora lo ha ripresentato con questa legge di interesse regionale. Ma l'interesse io credo che sia solo quello di scavare e basta, perché voglio dire, questa cava, questa cartiera, per esempio c'era un cittadino di Barcone che in un incontro con il sindaco ha detto ma allora sindaco scusi, perché questa cartiera che devi interrarla perché altrimenti è brutta da vedere e quindi bisogna scavare di nuovo, non la metti già in una cava che abbiamo finita, esaurita ed è enorme? E il sindaco ha risposto perché quella cava è troppo piccola. E in effetti è vero, io poi sono andata a vedere i conteggi, è davvero troppo piccola, cioè 133.000 metri quadrati di quella cava, la cava Vittoria della Geronova, che è proprio lungo la postumia romana, è davvero troppo piccola, perché il tetto della cartiera è 148.000 metri quadrati. Ma basta, non gli hanno niente. Allora, se vi abbiamo convinto che non è il caso di fare questo insediamento, compilate le cartoline. Grazie.
Io intervengo un attimo sulla questione ovviamente che mi riguarda più da vicino, ma facendo riferimento un po' anche a quello che abbiamo detto stasera. Io ho l'avventura e la responsabilità in questo periodo di essere il presidente di una cooperativa che è a Casale sul Sile, una frazione di Casale sul Sile, a 1,5 km da dove dovrebbe essere il nuovo insediamento, che viene chiamato IKEA, ma bisognerà che precisiamo bene la cosa. Abbiamo 60 dipendenti, abbiamo fatto un investimento proprio in questi anni di diversi milioni di euro, prendendoci anche dei bei impegni, perché sapete benissimo che in questi tempi non è che ad investire poi i soldi ti li tirano dietro. Abbiamo fatto appunto questo investimento importante, abbiamo fatto una perequazione col comune molto importante, estremamente impegnativa per noi, di molte centinaia di migliaia di euro. Abbiamo tribolato 7 anni per trafile burocratiche, sono venuto a fare le ispezioni il mondo, perché abbiamo avuto ispezioni dalla finanza, a tutti quei vigili del fuoco, a non so più chi, insomma, di tutto e di più. Naturalmente poi io mi sono trovato anche denunciato in Procura della Repubblica, per una cavolata, però intanto parte la denuncia in Procura della Repubblica e poi ovviamente la carta penale se la ritrova la persona che è denunciata. Bene, stiamo completando l'investimento, abbiamo fatto anche l'inaugurazione qualche mese fa e ci arriva tra Copa e Collo sta roba che viene fuori al confine di Casale, guarda caso in un'area che è l'unica forse area libera di 400.000 metri quadrati a ridosso del casello di Preganziol del Passante. Siamo proprio la strada di accesso al casello dove è stata fatta una mega rotonda, che adesso si è capito cosa serviva questa mega rotonda, perché nessuno capiva cosa sarebbe servita quella mega rotonda, no? E lì siamo a confine, perché guardando il casello a sinistra, a destra c'è il Preganziolo e a sinistra c'è il Casale e dall'altra parte del Passante c'è Mogliano Veneto. Allora, ovviamente qui si parla di un'area commerciale enorme, 100.000 metri quadri di edificato, dei quali che, se tutto va bene, ne potrà occupare 20.000-25.000 metri. Tutto il resto è qualcos'altro, che è area commerciale. Ovviamente di area commerciale non se ne sente proprio il bisogno, nel modo più assoluto. Se guardiamo attorno tutta l'area Treviso Sud, Alto Veneziano, di centri commerciali, non va a parlare in questa parte, di centri commerciali, di attività ce ne sono un'infinità e non se ne è proprio bisogno. A Roncade abbiamo un'area edificata, anzi una struttura nuova, perfetta, edificata di 20-25, non so quanto siano, 1.000 metri, non 1.000 metri quadri, che è quel cosiddetta area, cosiddetto compendio basso che è lì, no? Ed è molto alto. Allora, chiaramente, sta roba qua che viene proposta a Casale sul Sile viene chiamata IKEA, tant'è che e con molta enfasi, perché proprio i giornali anche in questi giorni, ieri, oggi, stanno dando dati dicendo che IKEA produce tutto nel Veneto, tutto nel Triveneto, produce tutto in Italia, che i dipendenti saranno... Chiaramente è un'operazione mediatica, trova molti spazi nei giornali e qualche sospetto su come questi spazi si recuperano. Se tu devi dare qualche altra notizia, hai voglia che i giornali te le pubblichino o te le pubblico con quell'enfasi. Quindi chiaramente è chiaro che c'è una volontà molto forte da questo punto di vista di ovviamente portare a termine questa roba qua. È chiaro che questa spazza via tutti, comprimi noi che siamo lì a 1 chilometro di distanza, no? Con posti di lavoro veri, perché la settimana scorsa nella mia cooperativa abbiamo assunto altre 3 persone, ma assunte con contratti di lavoro veri, a tempo indeterminato, non contratti di lavoro, chiamiamoli come vogliamo, che sono tutto fuorché contratti di lavoro, che sono anzi persone di sfruttamento. Allora io volevo dire questo, che ovviamente la battaglia è una battaglia che si fa insieme e si vince, se si vuole vincere la si vince insieme. Perché se uno pensiamo di vincere la battaglia a Casale fregandosi di Barcon o di vincere a Barcon fregandosi di Casale, domani mattina salta fuori qualcos'altro, è evidente che non andiamo da nessuna parte. Perché è una battaglia di civiltà, è una battaglia sui valori. È successa una cosa straordinaria, l'ha detta Rosolén prima, che tutte le organizzazioni di categoria e tutti i principali sindacati si sono messi insieme e hanno lavorato insieme e hanno preso delle posizioni in comune. Ne manca una che si chiama un'industria. Sarà un caso? Manca solo un'industria, dico bene Rosolén. Tutte le altre, compresa anche, lo dico perché è giusto dirlo, anche Confagricoltura, che è l'associazione del, virgolette, patronato agricolo, ha aderito a questa cosa, quindi dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo questo. In altri tempi non sarebbe successo questo. Bene. Quindi
è successa questa cosa qua, che è una cosa di una straordinaria importanza, e credo che questa iniziativa, che ovviamente va sostenuta, incentivata, perché qualcuno non si perda poi per strada o cambia idea, insieme a quello che dobbiamo fare tutti noi come cittadini, credo che sia l'unica strada che possiamo percorrere per cercare di evitare questo scempio che viene perpetrato con motivazioni che poi ovviamente lasciano il tempo che trovano, perché sicuramente, come è stato detto, i saldi occupazionali, se vogliamo vederlo da questo punto di vista, saranno sicuramente con il segno meno. Ma non c'è solo il saldo occupazionale, ma c'è il saldo ambientale che è ancora più con segno meno. Io credo che un'iniziativa come quella di questa sera sia un'iniziativa importante, è un'iniziativa che permette di capire e di conoscere, è un'iniziativa che ovviamente va ripetuta e portata avanti. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Casale sul Sile, siamo anche in campagna elettorale, quindi si rischia poi di entrare in un terreno minato di contrapposizione sul quale io non voglio assolutamente entrare, ma è chiaro che comunque anche a Casale sul Sile ovviamente lavoreremo molto perché ci sia consapevolezza. Purtroppo dicevo, e poi concludo, il problema è che quando parliamo di Ikea facciamo un'operazione di depistaggio rispetto al problema vero, perché il problema vero non è l'Ikea in sé, perché l'Ikea in sé il problema è che ci sono altri 80.000 metri quadri di tante altre attività che non sono Ikea o che qualcuno vuole passare sotto l'ombrello dell'Ikea, ma che sono ovviamente la distruzione completa non solo del territorio ma di tutte le attività che ci sono, il tessuto vivo che c'è nel territorio, delle piccole, delle medie imprese, delle piccole imprese familiari che ci sono. Quello che a me meraviglia è che quindi che non vedo assolutamente movimenti, per esempio da Mogliano Veneto nelle aree, da Preganziol, poco da Casea si è mosso qualcosa, cioè c'è gente che sta dormendo i sonni tranquilli perché evidentemente ha bevuto l'informazione che arriva dall'Ikea, che ovviamente fa passare questo come un'operazione in cui porterà alla vera serie e vissero felici e contenti. La realtà non è questa, quindi ovviamente il nostro lavoro, e quello di stasera è sicuramente un appuntamento importante, è quello poi di riuscire ad informare, e certamente per far questo non troveremo gli spazi sui giornali che ha trovato Ikea, che sta trovando Ikea, che ovviamente li trova perché può permettersi in qualche altra maniera. Grazie. Bene, grazie. Che va su tutto il territorio nazionale e anche internazionale se fosse possibile, per cui noi non siamo interessati a un macello o Barcon, ma neanche nell'area dismessa di Zoppas, per esempio, cioè non è che non lo fai quindi quando parliamo di queste cose cerchiamo di allargare un po' i nostri orizzonti, perché capisco che lei sia preoccupato per la sua attività, ognuno è preoccupato per le sue cose, ma così non andiamo da nessuna parte, e questo è bene che lo sappiano tutti, lei, tutti quanti. Anzi, ringrazio l'onorevole Zanoni che in genere vede molto le cose molto ampie e le vede a 360 gradi. Quindi noi vi invitiamo, vi ricordiamo che c'è questa petizione, perché questa petizione è per no al macello, è per no all'uccisione degli animali, è per no deturpare l'ambiente naturale, perché noi stiamo deturpando un ambiente dove vivono gli animali e hanno gli stessi diritti di noi. Questo non dobbiamo dimenticarlo assolutamente, perché noi non possiamo vivere senza gli animali, loro senza di noi sì, e sarebbe una loro grande fortuna, ma noi senza di loro no. Quindi ecco, vi invitiamo assolutamente a fermarvi tutti a firmare la petizione, a raccogliere i nostri volantini, perché sono volantini che abbiamo creato con il cuore, e è stato faticoso, perché dovevamo mettere insieme tante menti, è stato faticoso, sono anche un po' emozionata, scusatemi, ma quando si parla di animali è qualcosa che viene dentro e quindi noi parliamo di animali, parliamo di ambiente, parliamo di rispetto dell'ambiente. Quelli che parlano delle altre cose non parlano mai degli animali, quindi la nostra è una visione molto più aperta di tante altre. Grazie. Grazie Andrea, grazie agli altri per l'iniziativa. Sono Marcella Corò e vengo da Mogliano. Questa iniziativa è importantissima. Ringrazio anche Marcello Criveller che è intervenuto, con cui abbiamo fatto una lunghissima battaglia contro il passante autostradale. E tu Andrea ricordi che ti dissi: ma Andrea, contro il passante
adesso ti trovi e ci dai riconoscimento, ti trovi a combattere contro quello che ha prodotto il passante autostradale di Mestre, perché l'IKEA nasce proprio perché c'è il passante lì. Allora, io vi chiedo una cosa, questa è la mia richiesta, cerchiamo di fare, invito i signori presenti, di ripetere queste iniziative anche nei comuni dormienti che stanno appunto attorno a Casale, presumo, o Barcon, o Barcon, che è il primo interessato, perché, ripeto, è difficilissimo avere la documentazione e questa è una cosa scandalosa che vorrei denunciare, e questo si ripete perché ormai abbiamo una regione che fa gli interessi di qualcuno, solo di qualcuno, una regione che dovrebbe far rispettare le leggi che tutelano il territorio e l'ambiente, e invece io personalmente e altri che militiamo nei comitati abbiamo avuto la conferma che i conflitti di interesse che sono all'interno della regione non permettono che le leggi fatte a tutela dell'ambiente vengano poi fatte rispettare, perché chi decide, chi dà il via a queste opere, chi accoglie queste scellerate proposte che vengono da scellerati imprenditori, ma non tutti gli imprenditori credo siano scellerati, chi decide di questo è anche quella persona che poi presiede le commissioni di valutazione di impatto ambientale, le commissioni che dovrebbero far rispettare le leggi di tutela ambientale. Faccio solo un nome, Silvano Vernizzi, tanto per non fare nomi. Ecco, quindi di fronte a questa situazione spaventosa, abbiamo una regione che tutela i farabutti, questi predoni che vengono a depredarci del nostro territorio, ma abbiamo anche sindaci purtroppo che diciamo peccano di questo male, no? di non informare soprattutto. Io per avere la richiesta delle carte di IKEA abito a Mogliano, abito vicino al casello di Preganziolo, quindi l'IKEA mi interessa, devo fare formale richiesta, il modulo, dovrei andare pagandomi la benzina a Casale, a vedere lì, eventualmente se mi danno il permesso dovrei scegliere, dovrei pagarmi le fotocopie, ma questo è scandaloso, cioè se noi non cambiamo, questa è anche la richiesta, Andrea, porta avanti anche questa esigenza, che ci sia trasparenza. È scandaloso che il progetto di Barcon venga tenuto nascosto nei cassetti e reso pubblico solo dopo mesi e mesi. Questa è diciamo, la causa di tutti i mali, perché se la gente non è informata, la gente non reagisce, non si muove. E questo sta avvenendo nei comuni limitrofi. Quindi non basta fare un'assemblea qui questa sera, bisogna andare a Casale, a Mogliano venite, organizzate, perché, ripeto, la gente non sa nulla. Quindi credo, a parte il pugno nello stomaco di quello sceneggiato sugli animali, che è giusto comunque vedere, perché ci ricorda quanto male noi ci stiamo comportando nei confronti degli altri esseri che fanno parte di questa terra. Quindi questo è estremamente doloroso, ma è giusto che sappiamo quello che stiamo combinando. Ed è giusto, capisco, apprezzo la signorina di tutte le associazioni che si battono per la difesa degli animali, che fanno parte di questo nostro pianeta e che noi stiamo relegando sempre più in spazi sempre più ristretti e devastati, stiamo togliendo la casa, lo spazio alle creature che come noi hanno diritto, diciamo, a vivere. Grazie Marcella. Vi ringrazio comunque, venite anche in casa di comune. Allora, adesso